Sì, nel frattempo io farebbe tanto piacere che dicesse qualcosa Padre Francesco, perché è una tradizione che è proprio insita, insomma, nel popolo santiagrese, è un giorno ricco di fede, il martedì Santo Santiago, quindi vorrei che ci salutasse Padre Francesco. Diciamo che siamo alla vigilia della Settimana Santa e questa è una delle feste più belle, più grandi, più importanti della Settimana Santa. Il triduo pasquale della morte, sepoltura e risurrezione è il cuore di tutto l'anno liturgico. Ma noi la liturgia l'abbiamo ricca anche di tradizioni religiose, per cui abbiamo diverse feste, e questa del crocifisso del martedì santo è importantissima, è sentita dai santiagresi, ma è sentita anche dai paesi vicini. C'è tanta gente, grande è la devozione nei riguardi del crocifisso. E poi c'è questa tradizione molto bella degli angioletti d'oro, che non è soltanto folklore, non è qualcosa che avviene in quel martedì, è ricco di fede, di spiritualità, di sacrificio, di voto fatto al crocifisso, che comporta anche l'umiltà. Gesù ci insegna ad essere umili, quindi l'umiltà di chiedere. Si guarda a Gesù come colui che è fedele e quindi fedeli nel restituire quanto è stato dato. Quel fatto che viene dato con fiducia loro, quindi la responsabilità, la fiducia, un condividere, ecco il valore della condivisione. E Gesù ci insegna a condividere non solo le nostre cose, dobbiamo essere pronti a condividere la vita, il tempo, l'amicizia, la disponibilità. Quindi questo segno degli angeli è un segno che trasmette valori, che trasmette spiritualità, il vivere in una certa maniera. Ecco, e questa festa è dentro la Settimana Santa, ci introduce alla Settimana Santa, laddove c'è Gesù che muore, che risorge, che dà la vita per tutti e ci insegna a dare la vita, a saper condividere, ad essere fedeli, ad essere persone che si fidano, ad essere persone che si donano. Quindi ci sono tanti valori, c'è tanta spiritualità, c'è tanta ricchezza, c'è tanto da imparare, no? E poi da vivere ogni giorno, perché tante volte il rischio è che noi un giorno all'anno ci ricordiamo di tutte queste cose, ma poi non si tratta di ricordarle una volta all'anno, poi si tratta di viverle giorno dopo giorno, nella quotidianità, nella semplicità, e tante volte la costanza non è il nostro forte. Allora, questa è la terza edizione di Angeli d'Oro. Diciamo che per quello che mi riguarda, la processione del Martedì Santo esprime veramente quello che è, insomma, nell'anno del San Pietrese, perché ci sono state anche feste successive, tipo le fiorate, le processioni dei santi patroni, del santo patrono, degli altri santi, però qui è qualcosa di veramente importante, perché le prime testimonianze sono del 600, la statua del crocifisso è del 600, c'è la commissione, e chiaramente di origine spagnola, quindi noi abbiamo pensato che doveva essere valorizzata questa cosa. E quindi è da 3 anni che noi facciamo degli eventi nell'approssimarsi della Settimana Santa. Quest'anno è ancora più speciale questo evento, perché dobbiamo parlare di 2 cose molto importanti che, grazie, lo devo dire, a questa amministrazione comunale, al
sindaco, all'assessore Ruggeri, si è cercato di dare una nuova impronta a questo paese, cioè fondarlo sulla cultura, sugli eventi culturali. E quindi il primo tassello è proprio di rendere questo evento un evento che possa essere un volano anche per l'economia, per la cultura, per il nome di questo paese, perché l'evento in se stesso è unico. E quindi passo la parola un attimo al sindaco, così fa i saluti istituzionali. C'è un messaggio dell'assessore, lo legge mia moglie e poi la voglio. Ok, l'assessore Ruggeri. Gentili relatori, autorità, concittadini e amici, vi giunga il mio più caloroso saluto, unitamente a quello di tutta l'amministrazione comunale. Mi dispiace sinceramente non poter essere presente fisicamente stasera per la terza edizione di Angeli d'Oro, ma ci tenevo a far sentire la mia voce e il mio sostegno per un evento che considero di fondamentale importanza per la nostra comunità. Come assessore alla cultura, dedico un'attenzione particolare alla manifestazione degli Angioletti durante la Settimana Santa. Non si tratta di un semplice evento culturale, ma di un'anima che pulsa nel cuore di San Pierniceto. La festa degli Angioletti non può esistere se non strettamente legata alla fede, alla tradizione e alla profonda devozione che ogni sanpietrese nutre per la festa del Crocifisso. È un legame indissolubile, un atto d'amore collettivo che si tramanda di generazione in generazione. Proprio per questa ragione, per l'intrinseca connessione che unisce gli Angioletti al nostro Crocifisso, avrei desiderato che questo incontro si svolgesse nella chiesa di San Giacomo. Sarebbe stato simbolicamente importante trovarsi lì, ai piedi del Crocifisso, nel luogo da cui tutto parte, per sottolineare l'origine e il senso profondo della nostra devozione. Sebbene oggi ci troviamo nella chiesa del Rosario, il nostro pensiero e il cuore della discussione restano ancorati a quella radice sacra. Voglio salutare e ringraziare i relatori che con la loro competenza arricchiscono questa serata. L'antropologo Sergio Tedesco, il regista Nunzio Gringeri, di cui vedremo con interesse il docufilm, e l'architetto Alberto Italiano. Il vostro contributo è essenziale per dare spessore scientifico e artistico ai nostri misteri. Un ringraziamento particolarmente sentito va ad Alfio Patti, l'aedo dell'Etna. Grazie Alfio per l'impegno e la passione che stai mettendo nel documentare e scrivere la storia della nostra manifestazione degli Angioletti per l'iscrizione nel REIS, Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia. Il tuo lavoro permette alla nostra devozione di diventare memoria eterna e protetta per le future generazioni. Ringrazio infine la Prologo, Niceto, l'Associazione Terre Forti e la Parrocchia per l'organizzazione. Auguro a tutti voi una buona serata all'insegna della cultura e dei nostri misteri, con l'auspicio che il valore della nostra Settimana Santa continui a splendere sempre di più. L'assessore alla cultura Ruggeri Giuseppe. Buonasera a tutti, scusate. Sta cangiando. Questo è uno dei motivi di ritardo, perché utilizzo Biagio fino alla fine perché un microfono non funzionava. Allora hai il papà. Lo abbiamo sistemato. Hai il papà che fa questo lavoro, quindi è intervenuto. Poi domani abbiamo un convegno medico, quindi lottavo con mio padre, sono dovuto salire a casa perché io non ci sono mettere mano, ma lui me l'ha sistemato perché c'era qualcosa che non andava bene. Guarda che c'è Biagio, diciamo. Allora, buonasera, intanto desideravo ringraziare tutti e dire una cosa. Io ringrazio la Presidente dell'Associazione Terre Forti che mi ringrazia, ma in realtà sono io che devo ringraziare voi. A me il ringraziamento lo hanno già dato i miei concittadini nel momento in cui hanno riposto in me la loro fiducia e mi hanno eletto come sindaco. Questo è uno straordinario ringraziamento e un grandissimo onore che mi è stato fatto. Io mi sento un missionario, un custode delle istituzioni. Dico sempre, devo cercare di custodire queste istituzioni e di lasciarle a chi verrà dopo di me, se ci riesco, e questo è il mio obiettivo, un pochino meglio. Quindi il vero ringraziamento lo devo fare io a voi. Lo devo fare generalmente a tutte le associazioni, alla Presidente dell'Associazione Terre Forti, alla Presidente dell'Associazione Prologo, al Niceto TV Web, che c'è qua Italiano, a tutte le maestranze di San Pierniceto, a tutti coloro che in un momento così difficile, dove vediamo che il mondo è intriso di guerre, di divisioni, di lacerazioni,
riusciamo ad essere da esempio in questo piccolo paese ed essere tutti uniti e tirare la corda nella stessa direzione, nella direzione della cultura, perché cultura significa pace, cultura significa progresso, cultura significa voler bene il proprio paese, voler bene le proprie tradizioni. Un saluto straordinario e un abbraccio caloroso a Monsignor Francesco De Domenico per come si spende e per come si mette sempre a disposizione nonostante notevoli impegni. Questa settimana, come diceva l'assessore, noi piano piano stiamo cercando di fare dei passetti di qualità e ci facciamo aiutare anche da chi è più bravo di noi. In questo caso è stato il grandissimo amico Alfio Patti e abbiamo deciso di fare una delibera di giunta che abbiamo fatto ieri sera per avviare l'iter procedurale per iscrivere San Pierniceto e soprattutto questa processione, questa tradizione che è un unicum, diciamo forse uno dei pochi casi ancora che in tutta Italia, nel race, forse nel mondo, forse in Spagna si sa qualcosa, ma io non mi metto in materie storiche perché ci sono dei professionisti più bravi di me, quindi rischio di fare cattiva figura. Quindi abbiamo fatto questa delibera di giunta, questo atto di indirizzo per avviare l'iter procedurale per iscriverci nel RAIS. Il RAIS è il registro delle eredità immateriali della Regione Sicilia. Quindi grazie per essere presenti, grazie anche a Annunzio Pringeri che questa sera ci farà questo regalo. Con lui stiamo lavorando a qualcosa di veramente importante, ma non lo voglio svelare, stasera sarà lui a dirlo. Diciamo che credo che ci prenderemo tantissime soddisfazioni. Infine un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che, sfidando un pochino le intemperie, le avverse condizioni, sono qua presenti, e permettete un ringraziamento di cuore anche al mio assessore, perché nonostante non è potuto, perché ha notevoli impegni, è una persona straordinaria e un grande musicista, ha degli impegni che prende e deve mantenere, però ci siamo sentiti fino a 10 minuti fa, perché diceva di occuparmi in maniera meticolosa di te, dicevi ciao mio padre, mi è venuto, mi ha marcato stretto. Quindi alla fine noi riusciamo a lavorare, ci vediamo durante la settimana, ormai la tecnologia ci dà una grossa mano. La stessa delibera dove lui era il proponente, noi ormai abbiamo approvato il regolamento, l'abbiamo fatta online, quindi grazie a tutti e grazie soprattutto ad Antonella per come si spende e per aver avuto questa intuizione per l'organizzazione insieme alla Presidente della Provo. Un'ultima cosa, ho finito domani. Ci sarà un importante convegno medico alle 16:30 sulla tiroide, ci saranno tanti professionisti, tanti medici bravi, se volete partecipare è quello solo per voi. Grazie a tutti. Grazie. Allora, iniziamo a parlare di questo evento straordinario e per farlo, insomma, abbiamo i massimi esperti di questo evento. Il professore Todesco e il dottore Motta, che tanti anni fa hanno avuto questa intuizione proprio di parlare di questa processione come un evento unico, come un unicum. E quindi io vorrei che parlassero di questa esperienza che li ha portati, insomma, a fare anche delle pubblicazioni sulla processione degli Angioleti. Sì, ti aspetti per voi, si ci ha portato prima gli esperti. Esatto. Vi ringrazio per la presentazione, per le parole lusinghiere, non so quanto meritate. Poco fa parlando con padre Francesco e con Alfio Patti, osservavo come sempre più nei paesi si riesca a mantenere una qualche identità e una qualità di vita estremamente apprezzabile, molto più di quella che è dato ormai vivere nei centri urbani, nelle grandi città. E il fatto che ancora la festa degli Angioletti, la festa del crocifisso con la processione degli Angioletti, si mantenga nella sua integrità, non abbia perso niente dei caratteri originari, è la dimostrazione di come ci sia intorno a questa festa tutta una comunità che si sente coinvolta. Noi, ma dovrei dire intanto che la cosa è partita dal dottore Motta,
psichiatra che mi è accanto. Io ho lavorato per parecchi anni, per oltre 20 anni in soprintendenza, e mi sono occupato di beni etnoantropologici, dirigevo la sezione per i beni etnoantropologici e come tale ero chiamato istituzionalmente a tutelare i beni di natura appunto antropologica, relativamente ai fatti di cultura popolare, folclorica e così via. E non solo i beni materiali, perché le mie attività si esprimevano attraverso dei provvedimenti di tutela su mulini, palmenti, frantoi, masserie, tonnare, saline e così via, ma anche i beni materiali, cioè tutto quello che serviva a alimentare la cultura tradizionale nelle varie comunità. Bene, Roberto Motta ebbe a segnalarmi, proprio parliamo credo di fine anni 80, primi anni 90, questa festa che lui, come appassionato di feste e come fotografo amatoriale ma evoluto, aveva avuto modo di documentare. Bene, siamo tornati insieme, abbiamo intervistato parecchie persone, abbiamo parlato con parecchia gente, tanto delle sarte, degli informatori, sono tutti, almeno quelli di quel primo sopralluogo, ringraziati in questo primo articolo che noi abbiamo pubblicato in una rivista dell'Università di Messina, della Facoltà di Lettere, proprio dedicata agli studi antropologici. E io mi sono accorto, assistendo alla festa, partecipando in maniera empatica, direi, quindi non come osservatore distante, ma come il mio costume, cercando di calarmi nelle situazioni e quindi di cogliere anche lo spirito degli attori di questa grande rappresentazione. Mi sono accorto che tanto è una festa che non era mai stata studiata da nessuno. I classici delle tradizioni popolari, Pitrè, Salomone Marino, Guastella, ma anche i nostri, Tommaso Cannizzaro, non avevano mai scoperto questa festa. E poi che aveva delle caratteristiche antropologiche straordinarie, perché era la messa in opera di una straordinaria pratica votiva che però, piuttosto che chiudersi nell'ambito domestico, come abitualmente avviene, cioè si fa un voto e poi la parte esterna viene rinviata alla estinzione del debito, per così dire, no? Attraverso chi porta l'ex voto in cera, metallico, chi fa il cero votivo e così via. Bene, mentre qui c'è una partecipazione comunitaria sin dall'inizio, cioè la famiglia che esprime un voto, ma poi chiama attorno a sé tutta una comunità fatta dal vicinato, dalla cerchia di amici a collaborare. Quindi c'è l'atto votivo e il coinvolgimento comunitario nell'atto votivo. E quindi anche la resa di grazia che avviene in qualche modo attraverso questa sfilata pubblica degli angioletti è qualcosa di singolare che lo differenzia dalle tante altre pratiche votive che è dato studiare. Io ho dedicato un volume, si chiama Miracoli, sul patrimonio votivo della provincia di Messina. Bene, ho dato grande spazio a questa festa perché la differenza, devo dirvi che approfondendo il tema ho scoperto che altri centri del messinese avevano angioletti votivi, Gioiosa Marea, Patti, soltanto che lo facevano per l'Annunziata e non durante la Settimana Santa. Però voglio dire, rimane comunque un unicum, perché anche quelle pratiche si sono estinte, sono rimaste solo qui a San Felice. Ed è una cosa che ha interessato, posso dirvi, io ho pubblicato una serie di saggi, di articoli in varie riviste. Ultimamente, qualche anno fa, proprio su una rivista online, Dialoghi Mediterranei, che è dell'Istituto Italo-Arabo di Mazzara del Vallo, dove ho ampliato il tema cercando appunto dei collegamenti e così via.
Bene, questa festa ha interessato tantissimi studiosi a livello nazionale, perché evidentemente anche in Italia non è dato trovare delle cerimonie, dei rituali analoghi. Quindi io sono contento e voglio soltanto esprimere soddisfazione perché l'anno scorso ho partecipato alla seconda edizione di questa rassegna e mi è capitato di esprimere proprio il voto, lasciatemelo dire, che questa festa entrasse nel REIS. E ho suggerito tanto a Nelly, a chi mi stava intorno, datevi da fare perché la festa merita a pieno titolo di avere questo riconoscimento, anche perché il REIS, oltre che essere un riconoscimento di tipo morale, io sono stato per qualche anno nella commissione REIS quando ancora ero dirigente regionale. E la legge prevede che ci sia un ProReis che ancora non è stato attivato, ma che lo sarà. Il ProReis consiste in sussidi che vengono erogati per tutte le realtà immateriali iscritte nel REIS. Prima era REI, poi è diventato REIS. I 4 libri sono diventati 6, ma questo qua delle ritualità è uno dei libri più interessanti, perché poi ci sono pratiche lavorative, pratiche orali e così via, c'è un po' di tutto quello che fa parte dei beni cosiddetti volatili. Però dico, è giusto che la festa degli angioletti ci rientri a pieno titolo e sono certo che entro l'anno questo riconoscimento arriverà. Si era perso un po' di tempo, forse ti hai perso tempo. Però... Sì, ma io da 3 anni ci stiamo impegnando. Sono andato via dalla sovrintendenza perché era nelle mie intenzioni nel 2007, perché poi mi hanno dato la direzione di un museo regionale, poi quella di un parco archeologico e ultimamente, gli ultimi 2 anni l'ho fatto come direttore della biblioteca regionale di Messina, quindi l'avrei portata avanti io se fossi stato ancora nell'amministrazione, la sovrintendenza. Abbiamo tutti, infatti. Passo la parola al dottore Motta, che è stato, diciamo, il responsabile del mio interessamento e quindi poi del comune. Tra l'altro, lo dirai tu, che poi l'abbiamo portata anche fuori da Sicilia, perché abbiamo partecipato a un convegno nazionale, internazionale, promosso da antropologi e psichiatri a Ferentino. Sì, grazie per l'invito, perché mi fa molto piacere a distanza di tanti anni, come dire, ho un'occasione per ringraziare in fondo questo Paese per quello che ho visto, che ho vissuto. Non mi ricordo come sono venuto a conoscenza di questa festa, ma la cosa che mi ha sempre colpito di questa festa, e per tanti anni mi ha colpito, è stato il fatto che era una festa segreta. Di fatto non la conosceva quasi nessuno, per molti anni è rimasta assolutamente segreta, perché ne parlavo, nessuno, anche della zona, conosceva questa festa, e questo probabilmente ne ha mantenuto le caratteristiche, il senso, l'ha in qualche modo preservata, perché come diceva il professore Todesco, ci sono altre feste che sono molto simili, o meglio c'erano, per esempio a Patti io avevo delle fotografie di angioletti, angioloni di Patti, perché ho studiato anche quella festa, però le notizie sono scarse e poi è scomparsa. Mi ricordo di una festa degli angioletti perché a seguito di questa festa di San Piernicello ho un po' cercato questo filone di approfondirlo nella provincia. Per esempio a Montagna Reale c'erano questi virginelli che mi pare sfilavano ad agosto, ma stranamente ho chiesto ma come mai avete questa tradizione? Anche lì i costumi però erano molto meno raffinati, molto più
approssimativi. A Montagna Regale mi dicevano che era perché una sarta di San Pierricello si era trasferita. E quindi, voglio dire, ci sono molte caratteristiche di questa festa che sono rimaste importanti, pregnanti, tra cui la prima è stata appunto questo segreto che è rimasto per tanto tempo. Il segreto che l'ha custodita. Ma poi ci sono anche altre caratteristiche che un po' abbiamo segnalato, in particolare il professore Todesco è stato bravissimo a evidenziarle. Nelle altre feste che io ho visto dove ci sono dei bambini, perché le caratteristiche che sono fondamentali sono gli angioletti, quindi i bambini, e questa devozione, questo dedicarli, diciamo, a metterli in comune, no? Perché questa caratteristica che c'è qui a San Pierniceto, per esempio, non so, l'angioletto non deve essere necessariamente figlio accompagnato dal genitore, ma può essere anche accompagnato da altri. Quindi sì. Questo avviene per esempio anche in un'altra festa che è a San Piero Patti. A San Piero Patti c'è un pellegrinaggio importante, in tutta la zona dei Nepoli, cioè San Piero Patti, Tortolici, Maniace, tutta quella zona, c'è questo pellegrinaggio all'Acqua Santa che si svolge la prima domenica di agosto. Anche lì, come qui, ci sono dei bambini che vengono portati a questa Acqua Santa, e questi bambini, questi fanciulli non sono necessariamente figli di qualcuno, ma possono essere anche dati in affidamento a un amico o a una famiglia in particolare. E c'è questo pellegrinaggio che si svolge durante tutta la notte e che al mattino arriva appunto in questo posto che si chiama l'Acqua Santa, che è proprio al centro dei Nepoli, dove c'è quest'acqua che sgorga e che appunto in base alla sua modalità di sgorgare, risponderebbe ai desideri di chi ha portato questi bimbi, questi ragazzi. E questo pellegrinaggio esiste ancora, anche perché è molto duro camminare tutta una notte. E anche lì c'è per esempio questo aspetto dell'incubazio, no? Cioè a un certo punto i ragazzi che vengono portati vengono messi in una stanza e lasciano qualche cosa che loro hanno portato, non so, un vestito, le scarpe, ma rimangono chiusi un po' in questa stanza. Ecco, questo è un aspetto che prende alcuni elementi della festa questa di San Pierniceto. C'è anche l'oro non c'è in questa festa, c'è per esempio ad Alcara c'era l'oro, c'era la festa del Muzzuni, il Muzzuni veniva rivestito di oro, l'oro veniva raccolto dai compaesani, in particolare da ogni quartiere che era il suo Muzzuni, veniva catalogato, veniva messo su questa brocca e con la stessa partecipazione morale della gente del quartiere. Parlo al passato perché anche oggi esiste la festa, però la festa ha perso completamente il suo senso, perché quando io metto non più l'oro, ma metto dei falsi gioielli, viene a cadere il senso della comunità, della fiducia, no? E quindi si perde un po' tutto il senso. Per esempio penso alla festa che si svolge a Cesarò, a Pisata, dove c'è il bambino che viene messo su una bilancia e si dà il corrispettivo in grano, esatto. Quindi ci sono
Forse ce ne sono anche fuori di Sicilia, feste simili. Poi ho interrotto un po' le mie ricerche, ma sarebbe opportuno riprendere. La cosa che più mi ha affascinato era vedere questi bimbi tutti dorati che splendevano in mezzo ai raggi di sole, perché mi ricordo quasi sempre il bel tempo. Dicono sia un miracolo, devo partire di tanto siccome talmente stasera siccome è talmente sentita che sì, c'è un'intercessione divina. Sempre bella luce. Sicuramente l'attenzione, la perfezione di tutti i meccanismi della festa io non l'ho ritrovati da nessuna parte, quindi merita assolutamente di essere inserita nel registro. E quindi abbiamo Mi veniva di aggiungere. no, aspetta un attimo, esatto, devo passare la parola a Maria che ci vuole fare un saluto da parte della Poi il regista introdurrà poi dopo. Lo introduci tu anche. Sì. Sì, certo. Vabbè, solo un semplice saluto. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti a questa terza edizione di Angeli d'Oro. Infatti ci ritroviamo ancora una volta con la stessa emozione di sempre per riscoprire, condividere e approfondire la devozione popolare dei nostri angeli d'oro, legati al culto del Santissimo Crocifisso del Martedì Santo. È un rito che nell'atmosfera raccolta e silenziosa della Settimana Santa riesce a parlare con delicatezza alla memoria e penetrare nel cuore della nostra comunità, di tutti noi. Questa tradizione, che nasce come manifestazione di fede nei confronti del crocifisso, è considerata ormai per noi un patrimonio immateriale nel senso più nobile del termine e simboleggia l'innocenza e la purezza angelica, affidata per questo alla partecipazione dei piccoli bimbi che incarnano appunto questi bei valori. Io, da parte mia, invito sempre tutti ad avere cura di questi nostri tesori, anche attraverso momenti come questo, per mantenere un legame spirituale tra la comunità contemporanea e le sue radici più lontane, rinnovando il senso della tradizione che deve essere sempre viva e parlare alle nuove generazioni. Grazie di cuore ancora a tutti per la vostra presenza e per l'amore che si dimostra sempre verso la nostra cultura. Grazie Antonella. No, ora passiamo la parola al suo padre che ci ha aiutato a rendere. Sì, certo. Sì. Solo una breve notazione. Mentre il dottore Motta parlava, mi è venuto a fare questa considerazione, la quale non prende cui partecipo. Nella Sicilia tradizionale, quella arcaica, contadina, c'è una scarsa, cioè, esaminando tutta la letteratura esistente, c'è una scarsa considerazione verso il mondo dell'infanzia, cioè i piccoli sono considerati forza lavoro, no? Quindi qui invece c'è una valorizzazione perché i bambini, gli infanti, diventano mediatori tra la sfera profana e la sfera del sacro. Quindi è un grande passo in avanti, secondo me, che la cultura popolare è riuscita a rielaborare e a trasmettere in positivo. Quindi, secondo me, c'è anche questo aspetto da considerare. No, ma poi nella prima edizione c'è stato ospite un fotografo bravo, un fotografo amatoriale però molto bravo, e diceva che è rimasto, la prima volta che è venuto, è rimasto veramente sorpreso dal silenzio, perché partecipa a tutto il paese a questo rito e partecipa in silenzio, no? E poi insomma tutte le persone fanno questa processione come un quasi un rito purificatore, perché quel giorno tutti i sant'Eteresi escono dalle case e c'è queste file lunghissime di persone con il cielo votivo, scalzi, insomma, io insomma, vorrei dire sciocchezze,
non ho le competenze, come sembra quasi un evento, una purificazione collettiva. Ho anche intravisto questo in questo rito, anche perché si perpetua sempre uguale. Io da quando ero piccola lo vedevo sempre in una certa maniera. E proprio per questo noi questo rito, questo evento religioso, che non è solo religioso, vogliamo che, insomma, che ho già detto, che acquisti un'importanza, cioè diventi patrimonio anche a livello civile. Proprio per questo, insieme ad Alfio Patti, oltre a essere un cantastorio meraviglioso, è anche una persona che ci ha aiutato a compilare la domanda. Vorrei che lei parlasse. Grazie, e allora intanto grazie per avermi coinvolto, l'amministrazione ormai mi ha adottato. Tante volte sono venuto a fare spettacoli grazie alla nostra amministrazione e Padre Francesco mi ha sempre accolto. Bene, questa è un'era particolare che stiamo vivendo, lasciate stare quella delle cose. Questa è mia, professore, l'era della cancellazione. Non della cancellatura, che già c'è un maestro sulla cancellatura. È cittadino onorario. E ho cantato per lui quella sera. Ma è l'era della cancellazione, in cui nuove tendenze mondiali o nazionali o soprattutto nazionali tendono a cancellare identità culturali, a cancellare nazioni addirittura, ridisegnarle, se non addirittura cancellare popolazioni intere. Quindi nell'era della cancellazione, di contro, sapete, quando ci facciamo male, ci tagliamo un dito, subito c'è il rossore attorno, c'è la florus, si infiamma, ma sono gli anticorpi che intervengono. Quindi, allo stesso modo di come c'è la tendenza a cancellare, c'è quella che i linguisti chiamano oggi risorgenza, c'è un nuovo interesse nel campo della lingua siciliana, se ci avete fatto caso. Che so, X Factor, per esempio, Delia ha cantato quella canzone Sicilia Bene sbalordendo tutti. O che so, Carmen Consoli ha inciso ora la cantantessa ha inciso un brano tratto da un libro che ho scritto su una poetessa che ho ridato alla sua Sicilia, Graziosa Casella, di cui nessuno conosceva l'esistenza. Mi sono dedicato 40 anni alla poesia siciliana, dal Regale Solium del 1200 ai nostri giorni. Quindi questa è la mia vera caratteristica. Non sono un antropologo, non sono un sociologo, non sono nemmeno un linguista, però studiando la poesia siciliana e le tradizioni mi sono reso conto che cosa abbiamo e che cosa rischiamo di perdere. Il vostro sindaco, per esempio, la vostra amministrazione, una delle poche che ci ha assessorato all'identità siciliana, non ce l'hanno tutti, E quindi significa che sono molto sensibili, e stasera lo dimostra. Allora l'assessore Ruggeri, Giuseppe Ruggeri, che ora è impegnato in un concerto a Messina, ci raggiungerà fra poco, e mi ha coinvolto. Dice: Alfio, siccome ci vuole per proporre un evento, una persona oppure un bene immobile, parlava il professore Todesco, che è stato nelle commissioni del RES, del registro delle eredità immateriali, parlava anche di tonnare, le barche di pantelleria, per dire, sono tutte. Che cos'è in fondo il RES? Il RES è un codicillo, se me lo permette, professore, dell'UNESCO, perché nasce tutto da lì. Poi nel 2005, poi noi l'abbiamo assimilato nel 14 e poi nel 17 è diventato REIS, aggiungendo siciliano, e si occupa del recupero di ciò che ha un valore importante a livello UNESCO, ma l'UNESCO si può interessare di tutto, delega ai REI, a questi registri, l'importante è da preservare. E guardate che la regione siciliana, a motivi così giusti, non è sorda o insensibile, perché oltre al REIS, modificato, cioè regolarizzato nel 2017, con i vari libri, questo va inserito nel libro delle feste, questo qua, nel libro delle feste, delle celebrazioni, delle feste e delle pratiche rituali, perché c'è il libro dei tesori viventi, riguarda le persone, ci sono altri libri che custodiscono. Ebbene, oltre questo significa che la regione siciliana vuole monitorare le cose che abbiamo, monitorarle e preservarle.
Oltre a questo, nel 2011, ancora prima che il REIS fosse, diciamo così, un po' sistemato del tutto, istituzionalizzato, la gente non sapeva, neanche gli onorevoli della regione siciliana sapevano, perché quando ho ricevuto sono stato inserito nel REIS, mi hanno dato un premio, c'è un assessore regionale, non faccio il nome, quindi non sapeva cosa fosse il REIS, mentre mi dava quella targa. Santa pazienza. Oltre a questo, la regione siciliana, pensate che sia una cosa molto bella, ha varato la legge 9 nel 2011, quindi già iniziò nel 2005, questo interessa nel 2014, ma già nel 2011 aveva varato la legge 9 sul patrimonio linguistico, storico, letterario di Sicilia. Sono 4 articoli, all'unanimità fu votata e riguarda la promozione, la valorizzazione della lingua siciliana, la storia, eccetera, la tradizione nelle scuole di ogni ordine e grado. Quindi c'è anche da parte delle istituzioni questa risorgenza, perché vi ricordo, io da 40 anni sono impegnato sul settore, che 40 anni fa o 30 anni fa parlare siciliano era scandaloso, parla bene se ti do un ceffone, si diceva ai figli, oppure tutto ciò che era siciliano, insomma, sembrava di seconda categoria. Mentre ora i giovani lo cercano, e questa risorgenza, professore, ha una doppia faccia. Mentre i ragazzi che li hanno preceduti sono stati privati del siciliano perché le loro mamme non gliel'hanno insegnato per dar loro un'immagine diversa, oggi sono i ragazzi che non lo possiedono, che vogliono conoscerlo. Ma qualsiasi cosa fanno, un'attività commerciale, un amaro, sapete che c'è l'amaro, un fisso, qualsiasi cosa che possa richiamare alla cultura e alle radici siciliane. Quindi, tra la legge sulla lingua e l'intervento nelle scuole, la regione siciliana ha stanziato negli ultimi 2 anni, questo va detto, io non faccio parte della regione siciliana, però diamo a Cesare quel che è di Cesare. 2 anni fa ha stanziato 404.000 euro l'assessorato alla pubblica istruzione per il progetto Non solo Mizzica il siciliano lingua di un popolo, non è che è solo Mizzica il siciliano, è ben altro. E quest'anno 500.000 euro. Le scuole possono parteciparvi, hanno un contributo standard di 5.000 euro, all'interno con questi si possono fare progetti, possono entrare tutto nelle scuole che valorizzano, dai popari a comunque agli incontri per gli insegnanti. Allora c'è questa sensibilità da parte delle istituzioni? Devo dire di sì. Addirittura il professore Todesco ci ha anticipato del ProReis, di cui io ero ignaro, quindi significa poter dare qualcosa alla processione se rischia di morire o se ha bisogno una struttura di essere salvata. Ecco, questo deve essere supportato però da voi, cioè anche voi come siciliani c'è da credere, perché non è che essere siciliani basta solo nascere in Sicilia. Essere siciliani sa sempre di essere siciliano ed è una cosa bellissima, nobile. Se voi conosceste tutta la letteratura a partire dal 1200 arrivare fino ai nostri giorni, ci sono poeti di grandissima e straordinaria bravura e bellezza che camminarono in pari passo alla letteratura italiana poi e furono, insomma, non vengono insegnati. Ora si fanno, io faccio questo per i docenti, tutta la letteratura, 300 no, perché eravamo caduti nel baratro con gli angiolini maledetti, ma poi dal 400, 500, 600, 700, 800, 900 fino ai nostri giorni la gente, i giovani scrivono in siciliano. Bisogna un po' conoscere l'ortografia e la grammatica per avere un po' di ordine. Bene, noi abbiamo inoltrato col comune, abbiamo inoltrato la richiesta che poi è stata votata con un atto di indirizzo alla Giunta, è stato fatto ieri, mi pare, quindi per dare la mia associazione proponente insieme all'assessorato e padre Francesco viene coinvolto lo stesso, io ho chiesto la sua collaborazione anche perché è una questione religiosa, chi meglio di lui, eccetera, per proporre alla sovrintendenza di Messina la prima tappa, poi arriverà a Palermo, poi sarà votata, ci sarà una delibera assessoriale, le varie tappe. Va bene, cosa occorre qua? Perché cosa c'ho scritto qua? C'è una bibliografia, mi sono messo a cercare articoli,
apparsi a Messina Today o la Gazzetta del Sud, e i filmati di Niceto TV, che ha documentato bellissime cose insieme, c'è Onda TV, e ci sono subito i testi che mi appaiono, ma in testa abbiamo proprio i presenti, abbiamo oltre al professor Tedesco e al dottore Monta anche il professore Giuseppe Ruggeri, omonimo del vostro assessore, e tanti altri che hanno scritto, quindi sto raccogliendo filmati, cioè perché questo è come dire, con prova ho raccolto le prove, perché, e prendendo le loro parole che ho messo nelle motivazioni, il perché va conservato. E forse si è conservato perché è stata crepitata, dottore Monta. Essendo crepitata, è stata inflazionata da questo mondo esterno che per forza deve essere più bello di quello interno. Per forza, c'è questa droga che dobbiamo per forza apparire. Quindi io sto lavorando in tal senso, San Pier Niceto, mi sono fatto la documentazione, ho assistito, grazie ai vostri filmati, alle processioni. Ci sono filmati di mezz'ora, che in più o meno, e quindi è come se vi fossi stato, anche io ci fossi stato. Questa piccola comunità, piccola nel senso bello della parola, sono legato a questo e spero di essere utile finché questo rito, questa processione, questa espressione popolare, ma molto più che popolare, proprio dell'anima, questo villaggio dell'anima possa arrivare a destinazione. Grazie. Allora, ora dobbiamo in bellezza. Allora, ne abbiamo parlato l'anno scorso ed è una cosa bellissima, a cui teniamo tantissimo. Sarà girato un docufilm sulla... già c'è tutto, vero? Tutto proprio, bisogna montarlo, più o meno, su questa tradizione. E per farlo abbiamo, insomma, con l'amministrazione, insomma, abbiamo ingaggiato, si può dire, un giovane regista che abita vicino di un Forti Pellegrino originario, però è straordinario, ha partecipato a un sacco di festival, ha fatto delle cose bellissime, ha fatto un documentario anche su un personaggio straordinario di San Pier Niceto che era sul nome? Il documentario si chiama Caronte. Giovanni Ciulla. E quindi insomma, vorrei che ne parlassi, anche perché lui l'anno scorso l'ha vissuta questo rito e ne ha tratto un'impressione, insomma, cioè, vorremmo sapere quali sono state le sue impressioni, le sue valutazioni. Allora, buonasera a tutti, grazie Antonella, grazie alla Prologo, all'amministrazione. Sì, l'anno scorso ho seguito un po' quello che è stata un po' la preparazione, ho fatto qualche intervista, ma soprattutto ho vissuto il martedì, che avevo soltanto racconti, ho visto anche qualche video, quindi poco, per capire poi in realtà quello che succede, le emozioni di quando il crocifisso viene sceso, no? Quello è un momento topico, direi, ma soprattutto la dinamica del paese che si unisce attorno, cioè per questa festa. A me mi affascina il fatto che nel 2026 dia magari un chilo d'oro a un estraneo. Quello affascina me. Però è incredibile come sia esattamente un rito collettivo ed è bellissimo che ancora oggi sia forza della comunità, è una festa di comunità secondo me. Però non voglio dire niente, io ho montato 8 minuti un po' veloci perché ancora siamo lontani dall'obiettivo, però con quello che avevo ho cercato di farmi un regalo per questa sera. Quindi io non continuerei a parlare e farei partire perché 8 minuti sono sì, esatto.
Diciamo che il Monte di Stato, io ho sempre detto che potrei essere anche su Roma, però il Monte di Stato io dovrei essere qua, in questa chiesa, in questo paese, proprio perché io sono stato miracolato, come diceva mia mamma, dal Santissimo. Devo vestire la mia nipote, la bimba, devo vestire un angioletto, mi dà qualcosa, chi ti dice sì, chi ti dice che ce l'ha impegnato, chi ti dice sì, chi dà due spille, chi ne dà una, anche un pezzo a volte, ci troviamo al secondo con 30-40 persone, a volte pure di più, secondo quello che danno, poi si porta la casacca, vede quello che ha e incomincia a fare l'opera. Mani d'oro, dicevo, ci sono anche le mani d'oro, perché se non ci sarebbe, io non sarei ancora qualche cosina, ma
Poco fa ovviamente ho dimenticato la cosa principale, che se sarà possibile inserire questo magnifico evento del RACE, e grazie soprattutto a coloro, i miei compaesani, che per anni hanno comunque mantenuto viva la tradizione, che poi sono la parte più importante ed essenziale, perché loro, oltre alle maestranze, le sarte, coloro che riescono a fare questi vestiti, ma anche a tutti i fedeli, quelli che escono il crocifisso, che lo scendono, c'è tutta una serie, c'è una tradizione che si tramanda di padre in figlio. Certo, i gesti sono rituali, ma non scontati, perché richiedono comunque una grande preparazione, e questa se la tramandano. Desideravo a conclusione di questo evento omaggiare questi fantastici e gentili ospiti con ovviamente dei prodotti di San Pierluceto. Quindi abbiamo pensato al nostro vino e a un biscotto San Poroglio, cioè un biscotto tipico che potremmo anche lavorare con altri avanti per inserirlo nelle RACE, le bontà immateriali, perché è un biscotto particolare che noi ogni anno serviamo in una sagra insieme alla granita e che adesso vi omaggeremo. Quindi vieni Antonella, fai tu con me. Vai. Sono del aziende vinicole che producono vino, sono Ruggeri Giuseppe e Ruggeri Domenico. Professore, grazie. Grazie di cuore. Grazie. Professor Motta pure. Questa sera è la Presidente del Parolo. Sì, io voglio mangiare. Certo, perché vai, altro parti. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Ovviamente un ringraziamento particolare a tutte le associazioni, lo voglio fare al Liceo del Web, che come io oso sempre dire è il migliore ambasciatore nel mondo per San Pierluceto, perché meglio di loro nessun altro può fare di più. E poi un'ultima cosa, con Nunzio stiamo lavorando a qualcosa di veramente serio. Stiamo aspettando, perché per fortuna il comune di San Pierluceto fa parte della strategia SIRO, i fondi FESER 2021-2026. In sede di comitato dei sindaci io mi sono battuto con estrema forza per avere quasi 200.000 euro per promozione turistica, perché desidero, e ce l'abbiamo fatta, perché nella strategia comune che è passata poi nella cabina di regia, quella generale che abbiamo fatto al comune di Barcellona, Pozzo di Cotto, San Pierluceto ha quasi 200.000 euro di promozione turistica. Aspettiamo da un momento all'altro il decreto, perché la strategia è stata già trasmessa al funzionario a Falcares, speriamo che la regione si muova e una parte di queste somme le vogliamo proprio utilizzare per realizzare un documentario, un docufilm proprio su questa fantastica tradizione che è la processione della Settimana Santa, ma in generale proprio quella degli angioletti, e quindi cercheremo di fare qualcosa di veramente bello. Padre Francesco, credo che lei come padrone di casa a lei spetta la conclusione e la chiusura, meglio di lei magari anche con una benedizione. Quindi grazie a tutti e vi rinnovo l'appuntamento per chi vorrà partecipare per domani alle 16:30 per un importantissimo convegno medico che faremo nell'aula consiliare del comune di San Pierluceto. Una parola l'avevo detto già all'inizio, ora dico abbiamo visto, abbiamo sentito, ci tocca vivere questa esperienza, questa tradizione religiosa, questa spiritualità nella settimana santa che ci sta davanti. Quindi vi do l'appuntamento a vivere quanto abbiamo ascoltato. Buonasera a tutti.